Buongiorno cari confratelli sacerdoti, vi saluto e desidero darvi il benvenuto a questa iniziativa del ritiro di aprile. Purtroppo, come ben sapete, abbiamo dovuto saltare sia il ritiro quaresimale delle Ceneri, il 27 di febbraio, e anche quello del 26 marzo. Ero in pensiero e dicevo ma qua dobbiamo davvero interrompere tutti i rapporti e mi è venuta questa idea proprio a partire da quanto ha fatto anche la diocesi sorella di Treviso. Il vescovo di Treviso ha chiesto al nostro vicario generale di predicare un ritiro ai loro preti in forma telematica. E allora mi sono detto, facciamolo anche noi, visto che c'è questa modalità, questa possibilità. E l'abbiamo fatto. Ho chiesto immediatamente a Don Giampaolo Dianin, gli ho detto guarda che sei in debito con noi perché il terzo ritiro che ti avevamo chiesto non hai potuto farlo, sei in grado e puoi farci questo grande dono. E accettato volentieri e fra poco lo ascolteremo nella proposta che egli ci farà. Gli ho detto che si muova con libertà, in modo particolare e che tenga conto di questa situazione strana che stiamo vivendo, chiedendosi e suggerendoci anche come viverla da preti, oltre ovviamente che da cristiani. Lo ringrazio di cuore per la sua disponibilità e ringrazio la Tenda TV che si è prestata per diffondere questo ritiro del 23 di aprile. Viviamolo come un dono, un'occasione di grazia, direi viviamolo come un diritto che, prima ancora che un dovere, come un diritto di prenderci un po' di tempo, che tra l'altro era programmato, per ascoltare la parola del Signore, per pregare, per intercedere anche per il popolo che ci è affidato, perché possa vivere in modo buono, diciamo, in modo costruttivo questo momento di prova che sta vivendo. Vi ringrazio tutti, coloro che si metteranno in sintonia all'orario prefissato e coloro che magari non potendolo fare ascolteranno più tardi o in altro momento questo ritiro. Mi auguro che questa iniziativa di fraternità sacerdotale e di comunione fra il presbiterio possa davvero essere gradita e apprezzata da tutti. Buon ritiro a tutti. Celebriamo l'ora terza del giovedì della seconda settimana del tempo di Pasqua. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. A colui che vive nei secoli. Amen. Alleluia. L'ora terza risuona nel servizio di lode, con cuore puro e ardente, preghiamo il Dio glorioso. Venga su noi, Signore, il dono dello Spirito, che in quest'ora discese sulla Chiesa nascente. Si rinnovi il prodigio di quella Pentecoste che rivelò alle genti la luce del tuo regno. Sia lode al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, al Dio Trino ed unico, nei secoli sia gloria. Amen.
Alleluia, alleluia, alleluia. Hai fatto il bene al tuo servo, Signore, secondo la tua parola. Insegnami il senno e la saggezza, perché ho fiducia nei tuoi comandamenti. Prima di essere umiliato andavo errando, ma ora osservo la tua parola. Tu sei buono e fai il bene, insegnami i tuoi decreti. Mi hanno calunniato gli insolenti, ma io con tutto il cuore osservo i tuoi precetti. Torpido come il grasso è il loro cuore, ma io mi diletto della tua legge. Bene per me se sono stato umiliato, perché impari ad obbedirti. La legge della tua bocca mi è preziosa, più di 1000 pezzi d'oro ed argento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Pietà di me, o Dio, perché l'uomo mi calpesta, un aggressore sempre mi opprime. Mi calpestano sempre i miei nemici, molti sono quelli che mi combattono. Nell'ora della paura io in te confido, in Dio di cui lodo la parola. In Dio confido, non avrò timore. Che cosa potrà farmi un uomo? Travisano sempre le mie parole, non pensano che a farmi del male. Suscitano contese, tendono insidie, osservano i miei passi per attentare alla mia vita. I passi del mio vagare tu li hai contati, le mie lacrime nell'otre tuo raccogli, non sono forse scritte nel tuo libro. Allora ripiegheranno i miei nemici, quando ti avrò invocato. So che Dio è in mio favore. Lodo la parola di Dio, lodo la parola del Signore. In Dio confido, non avrò timore. Che cosa potrà farmi un uomo? Su di me, o Dio, i voti che ti ho fatto, ti renderò azioni di grazie, perché mi hai liberato dalla morte. Hai preservato i miei piedi dalla caduta, perché io cammini alla tua presenza, nella luce dei viventi, o Dio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Pietà di me, oh Dio, in te mi rifugio. Mi rifugio all'ombra delle tue ali, finché sia passato il pericolo. Invocherò Dio l'Altissimo, Dio che mi fa il bene. Mandi dal cielo a salvarmi dalla mano dei miei persecutori. Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia. Io sono come in mezzo a leoni che divorano gli uomini. I loro denti sono lance e frecce, la loro lingua spada affilata. Innalzati sopra il cielo, oh Dio, su tutta la terra la tua gloria. Hanno teso una rete ai miei piedi, mi hanno piegato. Hanno scavato davanti a me una fossa e vi sono caduti. Saldo è il mio cuore, oh Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare a te, voglio inneggiare, svegliati mio cuore. Svegliatevi arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora. Ti loderò tra i popoli, Signore, a te canterò inni tra le genti. Perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nubi. Innalzati sopra il cielo, oh Dio, su tutta la terra la tua gloria. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Noi tutti siamo stati battezzati in un solo spirito per formare un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti ci siamo abbeverati a un solo spirito. Il Signore è veramente risorto, alleluia. Ed è apparso a Simone, alleluia. Preghiamo. Donaci, o Padre misericordioso, di gustare in ogni tempo della vita i frutti della Pasqua, che si attua nella celebrazione dei Tuoi misteri. Per Cristo nostro Signore. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Sia gloria in terra, alleluia, a Cristo risorto, alleluia, ha vinto la morte, alleluia. L'agnello è vita, alleluia, è pane d'amore, alleluia, è gioia e salvezza, alleluia. A Cristo vivo, alleluia, a Cristo
Cristo glorioso, alleluia, al Re della vita, Buona giornata a tutti voi. Ci troviamo qui in questa modalità un po' strana, ma che ci sta diventando anche abituale. Ecco, ho messo questo titolo al ritiro, alla proposta che vi faccio oggi. Tempo sospeso, tempo di grazia. In questo tempo c'è chiesta la disponibilità a modificare tanti nostri programmi, anzi ad abitare una terra che assomiglia più a un deserto senza strade e senza sentieri, piuttosto che ai nostri territori tutti ben strutturati, dove le strade sono indicate e le mete sono chiare. Scriveva Etty Hillesum: ci organizziamo il domani dei nostri pensieri, ma poi tutto va in modo diverso. Il Vescovo Corrado mi ha chiesto di condividere qualche riflessione su questo tempo, modificando il tema del ritiro previsto per questo ultimo tratto dell'anno pastorale. Ho detto di sì al Vescovo pensando subito che non avrei elaborato riflessioni teoriche particolari, anche perché in questa situazione ci siamo dentro fino al collo, ma semplicemente avrei cercato di condividere con voi come io ho vissuto questa Quaresima, questa Pasqua, e quali pensieri e riflessioni sono risuonati dentro di me. Sto vivendo da più di un mese chiuso in seminario. Il personale è a casa, i seminaristi sono nelle loro famiglie. Ci siamo trovati a vivere insieme e a celebrare insieme con una ventina di preti. Abbiamo vissuto la Settimana Santa regalandoci un piccolo percorso di esercizi spirituali, sfruttando la ricchezza di preti e teologi che vivono qui in seminario. Si potrebbe dire che il nostro è stato un isolamento dorato rispetto a quello di tanti altri. E questo isolamento ci ha permesso di vivere questo tempo con un'intensità che io ho gustato in modo particolare. E così oggi condivido con voi qualcosa di questo tempo, pensieri e riflessioni che nascono dal basso, da quello che io e noi abbiamo vissuto. Vorrei sviluppare con voi 3 passaggi, cercando di suscitare in voi il desiderio di ripercorrere con me gli stessi passi, come li avete vissuti e come potremo continuare ancora a viverli. I 3 passaggi sono questi: anzitutto la Quaresima, quando tutto è iniziato, poi la Settimana Santa, culminante nella Pasqua, e infine questo tempo, il tempo di Pasqua. Un primo passaggio, pensando alla Quaresima, lo intitolo così: un tempo da scegliere e non da subire. Come cristiani sappiamo che c'è un tempo cronologico, segnato dal calendario e dall'orologio. È il tempo che passa inesorabilmente. La tradizione l'ha chiamato Cronos. La sua caratteristica nel tempo del coronavirus mi pare sia questa: la logica della sostituzione. Le lezioni non si fanno più in classe, ma si fanno online. Le messe si fanno in streaming, lo sport si fa in casa, i giornali li leggiamo in internet. Si sostituisce
per non cambiare, per rassicurarsi che è solo una momentanea parentesi, poi tutto tornerà come prima. Si vive un po' rassegnati e sospesi questo tempo, che riusciamo a definire solo con un termine che non dice nulla, un tempo strano. Il nostro pensiero potrebbe essere questo: lasciamo che il tempo passi e tutto torni come prima. Qualcuno arriva perfino a immaginare che questo tempo sia un inedito regalo di una bella lunga vacanza. Non ha senso farsi tante domande, presto tutto rientrerà nella norma. Ma mi chiedo, rispondendo alla domanda che tanti si fanno quando torneremo alla normalità, mi chiedo, che cos'è la normalità? C'è una normalità statistica, quindi non siamo nella normalità. C'è una normalità psicologica, e anche in questo possiamo dire che non lo siamo. Ma c'è anche una normalità morale e una spirituale. Faccio qualche esempio. In queste settimane mi trovo a pregare di più, con tempi più distesi. E allora mi chiedo, è normale quello che facevo prima o è normale questo? Prima correvo fra 1000 cose. Oggi faccio tante cose, ma con più tranquillità. È normale correre come facevo prima o è normale quello che sto facendo adesso? Accanto al Cronos c'è quell'altro tempo che conosciamo bene, è il Kairos. È un tempo che potremmo definire spirituale. È la trasformazione del tempo cronologico. È il tempo che diventa occasione, grazia, un tempo che cerchiamo di riconoscere, di accogliere, di comprendere, di condividere, di custodire. È una sfida alle nostre abitudini, alle cose di sempre. È un tempo per gustare l'assenza e nutrire l'attesa e la speranza. È un tempo fecondo, generativo. Paradossalmente è diventato un tempo fecondo anche a livello pastorale. Se facevamo fatica a superare la logica del si è sempre fatto così, siamo stati costretti a interrompere la catena delle cose di sempre, comprese quelle più sacre e inviolabili. I cristiani si sono trovati a fare i conti con una specie di nudità della fede, senza riti né incontri, senza messe e senza ricevere un cibo preparato da altri, da noi preti. Si sono trovati nudi col loro battesimo, provocati a pregare nelle loro case ed essere cristiani e credenti e non religiosamente religiosi e cattolici. Anche noi preti ci siamo trovati un po' nudi, senza una comunità viva con cui vivere e celebrare, senza questi riti che motivano il nostro essere pastori del gregge. Nudi anche noi, con noi stessi e la nostra fede, costretti all'essenziale. Ecco, all'inizio della Quaresima ho detto a me stesso e davanti al Signore, mi piacerebbe vivere così questo tempo, come un kairos, non subirlo, ma lasciare che esso mi interroghi e magari anche cambi qualcosa di me e del mio modo di essere, di fare, di impostare la mia vita. Scriveva Sant'Agostino, timeo dominum transeuntem et non revertentem. Temo il Signore che passa e che poi non ritorni. Non volevo sprecare questo tempo. Non volevo sprecare questo tempo attendendo solo che finisse. Volevo farlo mio, da protagonista, da credente. Volevo cercare di capire cosa Dio stesse dicendo a me, alla Chiesa,
cosa sta dicendo anche alla nostra umanità, che corre come su una bicicletta a forte velocità, perché se si ferma rischia di cadere. E l'impressione di questo tempo è che tante cose e sicurezze stiano crollando. Non tutto c'è ancora chiaro di questo tempo. Chissà quante storie di santità si stanno scrivendo e solo domani le conosceremo. Che ne sarà di questo nostro capitalismo, di questa macchina economica occidentale che non si è mai fermata e ora di colpo perde miliardi ogni giorno? Ci sono anche parole che stanno emergendo dal vocabolario della vita di questi giorni: fragilità, solitudine, dolore, smarrimento, paura, morte, creaturalità, solidarietà, presente, futuro. Sono parole a cui siamo chiamati a dare nuovi significati alla luce di quanto stiamo vivendo. Ecco, tutto questo è iniziato nei giorni della Quaresima, che ha assunto i tratti di una quarantena, poi della Settimana Santa, che ci ha portato al nucleo della nostra fede, di questo tempo pasquale, che ci parla di rinascita, di ripartenza, di primavera, di vita nuova. Non la dimenticheremo questa Quaresima, non solo perché non è facile dimenticare queste settimane un po' irreali, ma anche perché forse è stata tra le più autentiche che abbiamo vissuto. Abbiamo sperimentato che Quaresima è anche l'abbandono della vita consueta per lasciarci condurre su sentieri sconosciuti, come il popolo nel deserto. C'è una promessa, ma la strada è lunga e a volte anche inquietante. Abbiamo fatto esperienza di deserto, sete, rabbia, dubbio, nostalgia, attesa, delusione, speranza. Abbiamo scoperto che non esiste solo l'homo faber che produce e capitalizza, ma anche l'homo ludens, quando abbiamo visto genitori che giocavano con i bambini, che cantavano sui terrazzi, che dipingevano, suonavano, scrivevano. E abbiamo visto che esiste anche l'homo religiosus, che riscopre la preghiera, la lode, l'invocazione, la speranza. Credo che in questa Quaresima abbiamo scoperto anche e soprattutto che siamo fragili, che siamo umani. Possiamo così diventare più solidali, più compassionevoli. Ci siamo ricordati, qualora l'avessimo dimenticato, che la morte è sempre là, in agguato. Il Salmo 90 dice: 70 anni è la vita dell'uomo, 80 per i più robusti. E il famoso esegeta Alonso Schöckel commentava così: 70 anni sono un dono, gli altri sono una mancia. Oggi tutto ci appare realmente gratuito, non scontato. Anche le cose più semplici, come una serata tra amici, una passeggiata, un viaggio. E così io ho imparato, almeno spero, a benedire quello che sono, quello che siamo, svestendo i panni dell'onnipotenza. Se poi mi guardo attorno vedo che è nata una solidarietà grande, certo imperfetta, e se questa dovesse durare sarà una vittoria non solo contro il virus, ma anche contro tutte le crisi, le epidemie, le prove,
che ci saranno in futuro. E allora consegno a voi 3 piccole domande al termine di questo primo punto. Come hai vissuto questa Quaresima? Cosa vorresti custodire nel cuore di questo tempo? Quali provocazioni per la tua vita di prete? Un secondo passaggio lo intitolo Dentro il mistero pasquale e penso alla Settimana Santa che da poco abbiamo terminata e soprattutto a quella sequenza pasquale che vorrei provare un po' a commentare. Mors et vita duello conflixere mirando, dux vitae mortuus regnat vivus. Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita, morto, vivo, regna. Sono parole precise che riguardano prima di tutto Gesù, ma in questi giorni toccano nella carne anche la nostra esistenza. Da una parte quel Dio ingenuamente fiducioso dell'uomo. L'aveva detto Gesù in una parabola, avranno rispetto almeno di mio figlio. E invece hanno ucciso anche il figlio, pensando di chiudere finalmente i conti con quel padrone. Dall'altra noi, la nostra ingenua fiducia che la vita va avanti, nonostante i suoi imprevisti, che comunque sono piccoli, parziali, limitati nel tempo e nello spazio. Da una parte Gesù, che nel Getsemani prova paura, smarrimento, tristezza, un Gesù irriconoscibile se confrontato con quello di pochi giorni prima. Dall'altra ci siamo noi, che per troppo tempo abbiamo un po' dormito o dormicchiato. Da una parte quel Gesù pronto a scendere fin negli abissi della nostra condizione umana, discese agli inferi, perché la sua è stata una vera morte, solidale con tutti i morti, nella solitudine estrema dello Sheol. Dall'altra per noi la morte, meta e destino di tutti noi, che mette in discussione ogni presunzione umana. Queste settimane sono state realmente un duello tra la morte e la vita. Mors et vita duello, conflixere mirando. La morte per noi oggi è ben rappresentata da quei camion che di notte portano via migliaia di bare. La vita è ben rappresentata da tutti, per fortuna, quelli che sono guariti. E la lotta è ben rappresentata da quell'infermiera che abbiamo visto tutti, crollata dal sonno davanti al computer. Agnus redemit oves, Christus innocens patri reconciliavit peccatores. L'agnello ha redento il suo gregge, Cristo innocente ha riconciliato i peccatori con il Padre. Come cantare queste parole se oggi da più parti viene denunciato il silenzio di Dio? Perché Dio sembra impotente di fronte a quanto stiamo vivendo. Che significa che Dio tace? Non vogliamo cancellare il reale silenzio di Dio e il suo reale abbandono. In questi giorni il vescovo Brambilla ha scritto: ci chiediamo dove sia Dio in queste occasioni, ma non ci mettiamo in discussione quando, immersi nel nostro benessere, non lasciamo parlare Dio. E ancora scrive, con una frase bella, intensa: il silenzio di Dio è come le pause
tra una parola e l'altra, o come gli spazi bianchi tra una riga e l'altra. Non ci sarebbe comunicazione senza questi spazi apparentemente vuoti. Il silenzio di Dio è il respiro della sua parola. Ma se ci pensiamo bene, quanto ha parlato Dio in questi giorni? Quanto è risuonata la sua parola attraverso 1000 canali? Anche per noi sono risuonate tante parole di vita in queste settimane. Ha scritto Bonhoeffer: l'ora della tempesta e del naufragio è l'ora della inaudita prossimità di Dio, non della sua lontananza. Quando tutte le nostre sicurezze si infrangono e crollano tutti i pontelli che reggevano la nostra esistenza, là dove abbiamo dovuto imparare a rinunciare, proprio là si realizza la prossimità di Dio. Questo ci vuole mostrare Dio. Quando tu lasci andare tutto, quando perdi e abbandoni ogni tua sicurezza, ecco, allora sei libero per Dio e totalmente sicuro in Lui. Noi crediamo che Dio agisce non al primo morso della paura, non al primo artiglio del dolore, ma dopo una lunga notte di lotta e di coraggio. È stato così anche per Gesù. Dio arriva quando comincia ad albeggiare, così che si possa dire che Lui non ha fatto nulla, ma semplicemente la tempesta è passata. È la gratuità assoluta di Dio. È il rispetto della nostra sovrana libertà e anche delle leggi della natura. Dio non ci salva dalla tempesta, ma nella tempesta. Non ci protegge dalla prova, ma nella prova. Non ci libera dal dolore, ma nel dolore. Dio c'è nella forza dei rematori, nella capacità di lottare. Dio intreccia la sua forza con la nostra. Dic nobis Maria, quid vidisti in via? Sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis, angelicos testes, sudarium et vestes. Dici Maria, che hai visto per via? Ho visto il sepolcro di Cristo vivente e la gloria di Lui risorto, gli angeli testimoni, il sudario e le vesti. Nel giorno di Pasqua abbiamo incontrato Maria di Magdala, che va al sepolcro, come tante donne e uomini che cercano un po' di serenità nei quotidiani pellegrinaggi alla tomba dei loro cari. E se non ci vanno sembra a loro quasi di tradire. È un primo passo per elaborare il lutto. Maria va al sepolcro per piangere su una promessa non mantenuta. Colui che aveva promesso la vita giace in un sepolcro, prigioniero della morte. Ogni speranza questa volta sembra davvero finita. Ma quando è ancora buio, Maria vede che non è così, che qualcosa di nuovo è accaduto, che la storia non è finita, che il sepolcro non è più chiuso. La promessa di vita poteva compiersi solo se anche la morte fosse stata vinta. E non c'era altro modo di superare l'ostacolo della morte se non attraversandola completamente, fino a uscirne vittoriosi, aprendo un varco per tutti. Fino a quando questo non fosse accaduto, la promessa di vita non poteva essere mantenuta. La morte stava lì a ricordare che lei aveva il potere di dire il suo no e nessuno poteva sfuggirle. Surrexit Christus spes mea,
precedet suos in Galileam. È risorto Cristo, mia speranza, precederà i suoi in Galilea. La nostra Pasqua di quest'anno credo un po' assomiglia a quella prima Pasqua. Anche noi chiusi nei nostri cenacoli, preghiamo, commentiamo quello che succede, siamo impauriti. E Gesù arriva anche quando le nostre porte sono chiuse. Il primo giorno della settimana è anche il primo giorno di un'era nuova, l'era in cui si può vivere senza l'angoscia della morte, fiduciosi in una promessa di vita. Questa è la Pasqua. Tuttavia, il mattino di Pasqua non abbiamo letto di nessun incontro del risorto con i suoi. Eppure si parla già di una fede pasquale. Maria corre ad avvisare i fratelli, il discepolo che arriva, vede, entra, vede e crede. Ma che cosa vede? Non vede ancora il risorto, ma non vede più la morte. La morte non è più lì, non c'è più. Allora davvero si può credere che il risorto verrà come ha promesso. Il risorto è proprio colui che ora può venire sempre, perché vivo di una vita non più limitata dalla morte. Il Vangelo di Pasqua chiede a noi, come alle donne del Vangelo, come ai discepoli, di mettersi in cammino, anzi di correre per andare in quel sepolcro, cioè entrare là dove la morte ha regnato. E ci chiede quello sguardo di fede, cioè uno sguardo capace di guardare la vita alla luce della promessa, uno sguardo capace di ricordare la promessa di vita che continua ad attirarci a sé. Scimus Christum surrexisse, a mortuis vere, tu nobis victor rex miserere. Sappiamo che Cristo è veramente risorto dai morti, tu, Re vittorioso, abbi pietà di noi. Le nostre parrocchie, in questi giorni santi di Pasqua, sono state e sono senza celebrazioni. È stato commovente per me sentire qualche amico, qualche bravo cristiano, parlare della nostalgia della messa e anche di una certa invidia per noi preti che potevamo celebrare. Una signora mi diceva: penso che quando tornerò a messa e riceverò l'Eucarestia, credo che mi verrà da piangere. Il teologo Sequeri ha scritto: non abbiamo celebrato non perché codardi, ma per amore del popolo. Non stiamo facendo le prove per vivere senza liturgie. Stiamo accettando di essere messi alla prova della nostra impotenza, a celebrarla come abbiamo sempre fatto. E io aggiungerei, anche noi, fratelli e sorelle di tanti cristiani che non possono celebrare per mancanza di preti. Chissà, forse una forte provocazione all'indomani del sinodo sull'Amazzonia. Tuttavia, da qualche parte l'Eucarestia è stata celebrata e l'Eucarestia tiene in vita la Chiesa. Noi abbiamo avuto la fortuna di celebrarla, a volte, almeno per me, con qualche senso di colpa, pensando a tutti coloro che non lo potevano fare, pur desiderandolo. I cristiani celebrano sempre per tutti, mai solo per loro stessi. E anche noi preti, in questi giorni, abbiamo veramente celebrato in persona Ecclesia. Qualche domanda al termine di questo secondo punto. Come ho vissuto questa Pasqua? Che rapporto ho col silenzio di Dio? Cosa significa per me che Dio tace?
come mi ha interrogato il fatto di celebrare senza fedeli. Cosa ha significato per me, prete, pastore, sentirmi senza quel gregge davanti? E cosa ha significato per i miei cristiani vivere questo tempo senza celebrazione? Cosa ha insegnato anche a loro e anche a me? E arrivo al terzo e ultimo passaggio, il tempo pasquale. Lo intitolo così, pensando al Vangelo di domenica: beati quelli che pur non avendo visto crederanno. E faccio riferimento proprio al Vangelo di domenica. Il tempo pasquale mette al centro gli incontri col risorto. Credo che una delle figure che più rappresenta questo tempo pasquale sia proprio l'Apostolo Tommaso. Quando siamo invitati a una cena o a una festa, è un bel gesto portare qualcosa, un dolce, una bottiglia, una pianta. E così Gesù, che appare ai suoi in questo tempo di Pasqua, non è da meno. E ogni volta che appare porta anche lui il suo cesto pieno di regali. Quella volta però, quando Tommaso mancava, non stava entrando a una festa, ma forse a quella che sembrava una veglia funebre in memoria di Gesù. I discepoli erano sbarrati dentro il cenacolo. Il sepolcro di Gesù era aperto e vuoto, ma la casa dei discepoli era diventata un piccolo sepolcro. La pietra del sepolcro era stata ribaltata, ma c'era una pietra che chiudeva quel cenacolo ed era ancora lì, quasi a custodire l'odore di morte che abitava il cuore dei discepoli. I discepoli erano lì insieme, ma non erano in comunione tra loro. Ognuno era immerso nei suoi pensieri. Ognuno si sentiva orfano, sbandato, confuso, diviso dalla paura. Un po' come tanti cristiani chiusi nelle loro case in questo tempo, e là dove magari ci sono dei bambini, quanto è faticoso, pesante, difficile. Gesù entra a porte chiuse, irrompe nella paura e nel buio di quel cenacolo. Loro sono piegati, lui invece sta ritto, in piedi, risorto, vittorioso. E arriva con i suoi regali, quasi a trasformare quella veglia funebre in una festa della vita. E sono i regali del tempo di Pasqua. Sono i regali che anche in questo tempo vengono fatti a tutti noi. Il primo regalo è la pace. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Abbiate pace in me. Voi avrete tribolazioni nel mondo, ma abbiate fiducia. Io ho vinto il mondo. Cosa significa per me oggi essere in pace? Un secondo regalo è la gioia. Gioirono i discepoli al vedere il Signore. La gioia è il segno della sua presenza. Voi ora siete nella tristezza, ma io vi vedrò di nuovo, e il vostro cuore gioirà, e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. La gioia del Signore è la nostra forza. Cosa vuol dire per me essere oggi nella gioia? Un terzo regalo è il dono dello Spirito. Ricevete lo Spirito. Viene in mente il gesto di Dio che, creando l'uomo, alitò su di lui e lo fece diventare un essere vivente. Il dono dello Spirito. Forza, consiglio, fortezza in questo tempo.
E c'è un quarto dono che Gesù dona loro ed è il perdono. È un perdono per loro, per la loro incredulità, per il loro abbandono, perché sono fuggiti, per la loro debolezza. Oggi il perdono è ancora donato a noi. Ma in questa veglia funebre trasformata da Gesù in una festa, mancava lui, mancava Tommaso, mancava il gemello. Questo è il significato del suo nome. Gemello di ciascuno di noi, della nostra fatica a credere, della nostra voglia di vedere, di toccare, di avere le prove. Tommaso incarna bene quella doppiezza che oggi è nostra e di tanti cristiani, che si interrogano, che si fanno delle domande, che sono credenti e dubitanti, forti e fragili. Tommaso non era presente, era anche fuori del gruppo, isolato, probabilmente più deluso di tutti gli altri. Nemmeno voleva partecipare a quella veglia funebre. Se non vedo, se non tocco, vedere il segno dei chiodi, toccare, perché le ferite di Gesù non sono sparite, sono ferite gloriose. È bello pensare che vedere e toccare sono anche due verbi della fede, perché per credere non ci basta un racconto, ma ci vuole un incontro. Ebbene, 8 giorni dopo la stessa scena. Gesù entra, sta ritto in piedi, porta i suoi doni e c'è anche Tommaso. In quel momento la figura di Tommaso mi fa pensare ad un altro apostolo, Natanaele. Natanaele era sotto quel fico, anche lui critico, e Tommaso era assente, anche lui critico. E Gesù si mette con umiltà a disposizione per aiutare Tommaso nella sua fatica. Non sappiamo se Tommaso abbia toccato le ferite di Gesù. Mi piace pensare che sia capitato qualcosa come quella volta per Natanaele. Tommaso e Natanaele si sono sentiti conosciuti, accolti, amati per quello che erano, nella loro fatica di credere, nella loro pretesa di toccare. Alla fine Tommaso si arrende, riconosce di aver sbagliato a non fidarsi. A suo modo aveva rinnegato Gesù con questa poca fede, ma ora Tommaso è capace di dire ho sbagliato, è capace di rinnegare se stesso e da quel momento anche lui prenderà la croce e seguirà Gesù. Signore mio e mio Dio. È la preghiera di Tommaso, ma è anche una delle tante professioni di fede che ci vengono regalate in questo tempo. Ricordate, Giovanni è il Signore. Pietro, Signore, tu sai che ti sono amico. Maria, che dice Rabbuni, e ora Tommaso, che dice mio Signore e mio Dio. Beati quelli che pur non avendo visto crederanno. È la nostra beatitudine. In questo tempo carico di nebbie, di dubbi, di inquietudini, di timori per il presente e per il futuro, di domande su come sarà l'economia, il lavoro, le relazioni, la stessa vita delle nostre comunità, con tutti quei limiti che sembra inevitabile ci saranno. Beati quelli che pur non vedendo crederanno. Al risorto che anche quest'anno
viene a noi con un cesto pieno di regali, di doni. A noi viene chiesto di accoglierlo, di riconoscerlo, di credere nel risorto e di non aver paura anche dei nostri dubbi, delle nostre irrequietudini, perché Lui ci accoglie per come siamo. E allora chiedo a voi, chiedo a me, al termine di questo terzo punto, come posso io, prete, portare alla mia gente questo messaggio pasquale? Quando le cose riprenderanno, nei modi, nelle modalità, come portare un messaggio di speranza, di fiducia? Come solidificare la fede dei nostri cristiani? E la mia per primo. E ancora, questo tempo apparentemente mutilato, forse non faremo i gresti, i campi scuola, quante cose salteranno. Ma la domanda è, al di là di tutte le cose che ci verranno tolte, quali sono le opportunità pastorali di questo tempo? In questo tempo di ripartenza lenta, graduale, provvisoria, ecco, io penso che sia questo il modo per cogliere questo tempo come un kairos, chiedendoci con umiltà e senza la pretesa di avere risposte pronte, cosa il Signore ci sta dicendo in questo tempo, a me, alla mia comunità, alla mia fede, alla mia vita spirituale, al mio ministero e anche alle nostre azioni pastorali. A tutti voi un caro e fraterno augurio di buona Pasqua nella comune ricerca di ciò che il Signore ci sta dicendo. Regina Celi, letare, alleluia, qui nacque me vuisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Gaudet letare Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii Tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus ut per eius genitricem Virginem Mariam perpetue capiamus gaudia vite, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.